Ma ciao, allora oggi è il... indovinate? Non lo so neanche io che giorno sia. Il 7, il 7. Vabbè, sono colorata, eh? Non sono più stata al sole, sono stata tipo 2 giorni, forse, sì, massimo 3 giorni, 2 più o meno. Basta, perché adesso sole non ce n'è. Mi sono persa a registrare l'uccellino che era qui sull'albero. Poi mi sono persa a registrare, a fare delle prove di, come si chiama, a rallentatore. Come si chiama la registrazione slow motion? Però non riesco, non sono capace a impostare bene la macchina fotografica. E quindi ho perso tempo praticamente a fare quello. Ma io starei bene con dei ciuffetti giù. Sì, se non avessi gli occhiali sarebbero anche quasi bene. No. Vabbè, e niente, quindi ho perso tanto tempo a fare queste cose. C'è una bella luce adesso. Wow. Vabbè, qui in casa ho ancora tutto un gran caos da sistemare. Qui da piegare, calzini, mutande. I piatti non li lavo, devo pulire però, perché ieri non ho fatto niente praticamente. Devo stare attenta ai gatti perché vogliono catturare gli uccellini e quindi devo stare sempre attenta a cosa fanno. Dovevo lasciare lo spazietto per Pepe. C'è Franz. Ah sì, c'è Franz. Ecco perché guardava. Qui ho messo questa tovaglia che è per la pioggia, insomma, non dovrebbe passare sotto l'acqua. E qui invece ho lasciato quello, ma sì, devo cambiare tovaglia perché quella è rotta. Quindi dovrò fare un cambio prossimamente. Ma c'è una bella luce lì, sti uccellini, è tutto un chip chip, è tutto un chip 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 chip, tutto il giorno, fino alla sera e la mattina presto, tutto. Ancora un po' cantano anche di notte. Pepe, guarda che fai pelo. Che stress, mammina! Comunque, Pippo deve essere qua. No, non è qua, è di là. Bene, no, è di là. Qui situazione muffa. Era uscita un pochino di muffa, ma poca. Adesso sarà stato un mese fa, non mi ricordo. Non un mese fa, ma 2 settimane sicuramente, forse anche 3. Avevo rispruzzato il prodotto che vi avevo fatto vedere e il risultato è che è tutto bianco, perfetto. Non l'ho spruzzato in alto e infatti in alto c'è la muffa. Perché se lo spruzzo in alto poi vola ovunque e tende un pochino a sporcare questo prodotto, quindi avevo fatto tutta la parte bassa perché c'era di nuovo muffa e adesso non c'è più, cioè è tornato bianco il muro. È miracoloso quel prodotto. Pepe, però io pulisco adesso, va bene? Non rispondere, tanto. Ciao, Pepe. Buongiorno. Allora, sono le 6:30. Sto ancora dormendo, sono le 5:30. Sì, sono le 5:30 e io adesso vado a lavorare. Mi sono preparata. Non è che io abbia tanta voglia, Iniziando a quest'ora, almeno a mezzogiorno e mezzo, posso aver finito e posso venire a casa, insomma. Se inizio presto, finisco presto. L'idea è questa, però poi ogni volta c'è qualcosa che mi scombina i miei piani. Io inizio presto, poi spero di finire anche presto. Insomma, Pepe invece sta qua oggi, sulla sedia. Pepe? Mami? È un po' agitato, un po' sul chi va là. Chi va là? Che bello il pelmo, devo farvelo vedere. Guardate il pelmo. È più o meno realistico il colore.
un po' più colorato, ma una figata. Fuori c'è un'umidità tremenda perché ha piovuto. È piovuto. Guardate che bello. Vado, perché è tardi. Cioè è tardi, non è tardi, ma devo arrivare a timbrare giusto. Va bene, dai. Pepe, io vado, sai. E sì, ma io vado, mami. Devo andare a lavorare. Non ho tanta voglia, insomma. Vero? Vorrei tanto stare a casa con voi un po', invece non posso. Le ferie non esistono. Ah, che non vi ho detto, ieri ho pulito casa, ho lavato bene anche il pavimento, infatti sono soddisfatta perché c'era proprio bisogno, proprio pulito, sistemato, lì è rimasta solo la borsa, però guardate dov'è il caos, vi faccio ben vedere dov'è il caos. Vi faccio vedere dov'è il caos. È lì. No, beh, quella è tutta roba da lavare. Quello devo, come vi ho detto, devo pensare a cosa fare. Insomma, il caos è lì. Vero Pepe? Guarda che quella è l'aspiragatti, Vediamo di qua com'è. No, di qua è tutto bagnato e basta. Ma non si può uscire, amore. No. No, amore, non si può. Dai, andiamo. Dentro. Dai, veloci, dentro. Dai, che io vado a lavorare. Clip registrata col telefono, ma è che ce l'ho sulla macchina fotografica. Le pecore! Bello. Wow. Bellissime. Questa notte ce le lasciano qua sotto. Beh, adesso sono tutte sparpagliate, poi le raggruppano in un recinto più piccolo. Comunque sono più silenziose del solito. Qui l'erba è da tagliare di nuovo, decisamente. Non abbiamo neanche più potato questi alberi, sono da tagliare anche quelli. Qua è la foresta amazzonica, come ogni anno. Qua puoi tagliare tutte queste piante, ma ricrescono in un nanosecondo. E poi sono brutte. Si fanno ben dei fiori, ma non sono granché, sono un po' bruttini. Vabbè, io qui ho la cena e il pranzo per domani. Eccoci, domani è già venerdì e i fiori andrò a prenderli la prossima settimana. Qui c'è questo, però a quanto pare sta morendo. Cioè no, non sta morendo perché qui ha tutte foglie nuove, quindi devo comprare un vasetto, dedicarlo solo a questo fiorellino qua, perché comunque qui ha tutte foglie nuove. Questo era insieme all'altro, solo che insieme non erano compatibili, non stavano morendo tutte e due. E allora l'ho separato e l'ho messo là da solo e ha ripreso perché stava morendo. E invece si è ripreso. Comunque la prossima settimana farò anche l'orto. E questo è l'antelao dopo la pioggia. Guardate che colore, che bellissimo, che bellissimo. Sì, oggi sono riuscita a prendere il sole e un bel po' di tempo in realtà, più di ieri. E poi vabbè è arrivata la pioggia, ma alla fine non è stato male, dai. Sentite che caos che fanno adesso. Sono state in silenzio fino a prima. C'è il pastore che le sta... pastore, i cani che le stanno facendo raggruppare tutte. Come vi dicevo prima, la notte stanno tutte attaccate. Sono tante, Sì. Sono tante. E questa che si gratta. Vabbè. Adesso è uscito anche il sole dopo la pioggia. Pipo, no, Pepe. Ma dov'è Pipo? Era là, vabbè. Vabbè, ecco.
comunicano tra di loro. Questi asini comunicano con quelli. Cioè è tutto un casino. Infatti pomeriggio a un certo punto c'era un casino qua. Chissà che cosa si dicono. Boh. Comunque Pippo sta male da ieri, vomita, e quindi da ieri sera l'ho messo a digiuno per vedere se si risolve questa cosa, quindi ancora stasera non gli darò da mangiare e domani mattina forse neanche, proverò da domani a pranzo a vedere come andrà. Un po' mi preoccupa la cosa perché sapete quello che ho passato con Panna e un po' mi preoccupa, però il vomito è normale, cioè non è un vomito strano, quindi forse tutto è normale, non lo so, un po' di influenza, un po' di qualcosa di suo, insomma. Vabbè dai, adesso vado dentro perché è ora di cena e io sono qui che parlo con voi e ho fame, e Franz anche.